Buongiorno e ben ritrovati e ben ritrovate al Teatro a Casa Tua, la web series dell'ERT Friuli Venezia Giulia dedicata ai protagonisti e alle protagoniste della scena teatrale italiana e non soltanto. Infatti, dopo aver ospitato Giuliana Musso, Sebastiano Somma, Liberato Santarpino e Dario Ballantini, quest'oggi parliamo di danza e musica con due ospiti che vi presento subito. Quindi benvenute ad Ambeta Toromani e Costanza Principe. Ciao. Grazie. Benvenute. Allora, Costanza e Ambeta sono due delle protagoniste di Prelude. Il titolo dello spettacolo in programma Cormons e La Tisana, in collaborazione con artisti associati. È una serata di musica e danza con delle coreografie di Massimo Morricone su alcune delle più belle pagine pianistiche eseguite appunto da Costanza dal vivo. E insieme appunto ad Ambeta danzeranno Alessandro Macario, Amilcar Gonzalez e Mick Zeni. È uno spettacolo che non vediamo l'ora di vedere e che in un certo senso attendiamo tutti voi comprese con molto entusiasmo. Quindi Ambeta, appunto, partiamo da te e vorrei chiederti appunto come nasce Prelude, come nasce questo spettacolo e che cosa si può aspettare il pubblico da una serata di questo tipo, che è un po' insomma particolare dal punto di vista della danza e della musica. Allora, da Ilaria nasce in realtà, cioè è quella che un po' conosciamo tutti e che fa da tramite a tutti noi, perché ci chiama me e Alessandro per uno spettacolo e io gli ho detto perché non facciamo uno spettacolo dove c'è pianoforte dal vivo per non andare sempre a fare con musica registrata e pochi ballerini, che è una cosa fattibile, nel senso che non, a livello organizzativo non è come portare avanti in scena uno spettacolo con 30, 40, 20 ballerini. 4 ballerini era un attimo più gestibile come cosa e una pianista. E lei ha detto, vediamo così, e poi siamo riusciti a organizzare soltanto fino ad adesso, perché però così è nata. Io avevo un po' questo sogno di fare musica dal vivo e soprattutto pianoforte, perché per eccellenza noi ballerini siamo abituati a lavorare con il pianoforte, perché dalla lezione che iniziamo la mattina presto e anche le prove di repertorio soprattutto che si fanno in una compagnia di danza, noi li facciamo in pianoforte, quindi siamo abituati a sentire il pianoforte praticamente da quando iniziamo a fare questo mestiere, da quando abbiamo 10 anni. Quindi il legame con il pianoforte ballerino è un legame storico, diciamo. Poi il fatto di scegliere Preludi piuttosto che è una scelta tra Costanza e il coreografo, poi questo qua non mi sono intromessa, insomma, perché non era il mio campo. Quindi diciamo dal sogno di portare un po' questa dimensione intima e personale dei ballerini, che appunto Intima, sì, qualsiasi ballerino. sì. E poi la musica dal vivo è musica dal vivo, nel senso tu puoi prendere qualsiasi pezzo registrato, ci sono dei pezzi meravigliosamente suonati, però non sarà mai come sentire la musica dal vivo, quindi anche questa cosa sarà, secondo me, poi non lo so, però è un in più che darà allo spettacolo. Poi non lo so, poi vediamo. Bene, ne parliamo anche appunto per conoscerlo meglio e per capire anche, insomma, conoscere quali sono le idee dietro agli spettacoli spesso aiuta magari ad avere delle chiavi di lettura in più. E Costanza, appunto, giovanissima appunto pianista, ha già una carriera e delle esperienze all'estero, sia al Regno Unito che negli Stati Uniti. Adesso sei in Italia ed è per te la prima volta che lavori appunto che lavorerai con dei ballerini dal vivo. Sì, è la mia prima esperienza appunto a fianco di questo mondo che mi affascina moltissimo e con il quale non ho mai avuto occasione appunto di lavorare. E, questo spettacolo sta avendo una storia molto complicata, dato appunto tutto
lo stop forzato, insomma, all'attività che abbiamo tutti avuto, e quindi stiamo avendo tantissime difficoltà dal punto di vista organizzativo proprio ad riuscire a provare, perché appunto siamo più persone che necessitano di, come dire, di incontrarsi, di provare, di diventare questo spettacolo insieme. Quindi per ora il lavoro che sto facendo è in solitaria a casa mia, appunto studiando questo repertorio che abbiamo pensato appunto sì, insieme ad Ilaria e anche insieme insomma ovviamente a Massimo Ricone che fa le coreografie, e quindi abbiamo insomma pensato a questa serie di preludi che fossero appunto collegati un pochino da questa forma, che di fatto poi il preludio come forma è quasi un pretesto, è quasi un grande contenitore che può appunto che può contenere diverse tipologie di espressione. Non è un programma esclusivamente di preludi, perché ci sono anche dei brani che appunto appartengono proprio a un altro tipo di forma, a un altro tipo di composizione, come ad esempio la Cioccolata di Baccusoni, però diciamo che abbiamo cercato di mantenere il preludio come filo che unisse un pochino tutto il discorso sia della musica sia della danza. Infatti, secondo te questo tipo di repertorio, cioè l'hai pensato proprio immaginando il movimento o comunque immaginando della musica che può dialogare anche proprio fisicamente con dei ballerini, con il coreografo, appunto? Ma sicuramente essendo per me la prima volta appunto in questo tipo di mondo, io non penso di avere le competenze per riuscire a sapere che cosa è più adatto, che cosa no, e quindi in questo senso è stato fondamentale ovviamente anche l'aiuto e i dialoghi anche con il coreografo che abbiamo avuto per decidere questo repertorio. Però devo dire, anche se ancora non ci siamo trovati a naso, io ho un'ottima impressione di questi pezzi, insomma me lo immagino come uno spettacolo che sarà penso molto bello da vedere e da ascoltare, insomma. E appunto dal punto di vista invece della danza, Ambeta, puoi presentarci i tuoi compagni, perché appunto un gruppo di ballerini così piccolo in uno spettacolo, immagino poi che ci siano delle relazioni, dei legami tra voi, che vi siate in un certo senso scelti anche per una sorta di affinità artistica. Allora, quello sì, perché essendo anche una cosa, come hai detto prima, uno spettacolo pensato per pochi e intimo, quindi anche quei pochi devono essere pochi ma buoni, anzi non buoni, buonissimi. Di modo che, anche se sono d'accordo con Costanza, sta avendo un sacco di problemi per poterlo mandare avanti, ma anche dovuti a questo che stiamo vivendo, non solo al fatto che noi siamo lontani, perché se fossimo liberi e lontani avremmo già meno complicazioni. Invece siamo lontani e con queste restrizioni che abbiamo, quindi non vi dico tutte le Costanza le sa, però tutte i sacrifici che stiamo facendo per portarlo avanti, però questo è compito nostro, insomma. Poi i ragazzi sono, vabbè, Alessandro, noi lavoriamo insieme e siamo anche fidanzati da 11 anni. Amilcar lo conosco da 11 anni anche lui, e abbiamo lavorato insieme, abbiamo ballato insieme tantissimo. E Mike è un primo ballerino della Scala, è sempre un amico nostro, ma non è che abbiamo scelto gli amici, abbiamo scelto i bravi, cioè per poter avere il massimo e per volere anche portare il massimo sul palco. C'è il momento per esempio dei preludi di Chopin, che è una poesia anche coreograficamente, quello già è poesia di suo, suonato, ma anche come l'ha fatto Massimo è una cosa meravigliosa, veramente, anche perché c'è tutta un'idea dietro, non sono solo movimenti fatti sulla musica e ballati sulla musica, c'è un'idea, c'è un perché. Forse questo lo può spiegare meglio Massimo, per quello che non mi voglio sbilanciare. No, ma anche perché è lui il coreografo, quindi non spetta a me di spiegarlo.
però sono tutti pezzi scelti apposta, pensati, nulla è a caso, quindi non penso che deluderà, ecco, se non cadiamo a terra e non ci spacchiamo. Sicuramente poi non accadrà. Penso che sarebbe bello a questo punto ascoltare un po' di musica, anche se appunto non è proprio un brano che è inserito nel repertorio, ma appunto Costanza ha condiviso con noi una sua esecuzione di un brano di Rachmaninoff, per entrare un po' nell'ambiente e immaginare un po' di quella poesia che si realizzerà poi in Prelude.
Grazie a Costanza insomma per averci regalato questo momento musicale e viene un po' da chiedersi, è naturale visto un po' il momento che stiamo vivendo, con appunto i teatri chiusi, con le sale da concerto chiuse, come stai affrontando questo periodo, su cosa stai lavorando, se c'è qualche progetto che puoi raccontarci. Ma sicuramente affronto questa seconda ondata penso un pochino come tutti, con un po' meno entusiasmo della prima. Nel senso che mentre a marzo e ad aprile ci sentivamo, ovviamente dico anche una grande banalità, però ci sentivamo un pochino tutti in lotta contro questo nemico invisibile e comune, adesso forse siamo tutti un pochino più divisi e non la pensiamo tutti allo stesso modo, non mettiamo più i balconi, non facciamo più la pizza, è un pochino più amaro questo secondo lockdown, quindi devo dire, non nascondo che anche dal punto di vista proprio dell'ispirazione è stato un po' più difficile, soprattutto quando hanno richiuso i teatri a fine ottobre, prima poi che appunto Milano, dove io mi trovo adesso, fosse zona rossa e insomma chiudessero un po' di attività, non tutte, anche perché comunque sicuramente l'aria che si respira è un po' diversa rispetto a quella di marzo. Quindi sto continuando sicuramente a insegnare, che è un'attività che sto svolgendo online da fine febbraio inizio marzo, finché non si potrà tornare appunto, io insegno al Conservatorio di Sassari, quindi finché non si potrà ricominciare a viaggiare ovviamente sono a casa e quindi mi dedico sicuramente ai miei allievi e adesso sto piano piano, ho tirato un pochino il fiato perché ho avuto dei mesi di agosto, settembre, ottobre molto intensi dal punto di vista professionale, poco prima che chiudesse tutto, forse un pochino ho spinto anche l'acceleratore cercando di fare quanto più possibile, un po' perché era bellissimo tornare ovviamente sul palcoscenico dopo dei mesi di chiusura forzata e un po' anche perché forse molti di noi sapevano che prevedevano che poi le cose non sarebbero andate benissimo, però sicuramente stiamo vivendo un momento difficile dove la prima realtà che va poi a saltare, a chiudere, è proprio quella in più persone partecipano e quindi un concerto dal vivo è quanto di più come dire, comunitario che si possa fare, è proprio un fortissimo atto che si crea insieme, quindi non solo chi fa musica, chi la va a sentire e tutti ovviamente poi coloro che lavorano in uno spettacolo. Quindi trovo anche purtroppo inevitabile questa chiusura che c'è stata. Quindi ci dimostra una volta ancora no, di più quanto quello che facciamo e la musica sia sostanzialmente una cosa che si fa insieme, una cosa che non si fa da soli e quindi dati i tempi che corrono cerco di dividermi tra l'insegnamento e tutto quel repertorio che durante l'anno non ho tempo di studiare, quindi adesso mi sto dedicando appunto un po' a Prelude ovviamente e poi anche appunto al repertorio che dovrò suonare nei prossimi mesi, un grandissimo tipo di domanda, quindi anche difficile forzarsi a lavorare, forzarsi a mettersi lì. E poi appunto sto riascoltando le ultime fasi di questo CD che ho inciso l'anno scorso dedicato a Robert Schumann e quindi sto cercando un pochino di mettere il punto anche su questo progetto e quindi mi divido tra queste tre attività e il mio cagnolino ovviamente che ci fa compagnia. Certo. Diciamo che sì, che la musica permette in un certo senso di continuare a lavorare, a studiare, soprattutto poi uno strumento come il pianoforte, comunque solistico, solitario. nella maggior parte dei casi, esatto. Mentre appunto Ambeta per la danza è un po' diverso, cioè come sta vivendo questo periodo nel mondo della danza? Allora, sono d'accordissimo con Costanza che mentre prima la prima chiusura è stata no, un po' un ribellarsi a quella cosa, quindi continuando a tenerci in forma anche se non si sapeva, questa seconda pesa un po' di più anche a noi.
Fortunatamente io sto con Alessandro e stiamo in casa insieme, ci alleniamo a casa, che è una cosa per i ballerini infattibile e terribile, perché noi abbiamo bisogno di spazio, cioè, i nostri movimenti sono collegati a uno spazio, a una sbarra, alla persona che ti guarda davanti, che è un insegnante, perché noi siamo abituati ad avere sempre qualcuno che abbiamo davanti e che ci corregge, non lavoriamo da soli, e quindi fare tutto questo da soli è pesante. In più farlo senza avere un obiettivo, perché è vero, c'è Prelude, ma che non si sa quando riprenderà e come riprenderà, e di certo non è che aprono domani e noi dopodomani siamo in scena, perché non funzionerà così, ci vorrà tempo per riorganizzare tutto e riorganizzarci anche noi di conseguenza. Questo è un po' pesante, però è il nostro mestiere. In un'altra intervista ho detto siamo abituati da piccoli ad affrontare le sfide, perché sei abituato, fai l'esame, il concorso davanti a un maestro che ti corregge, quindi noi siamo abituati ad essere sotto pressione, passatemi la parola così un po' di artisti, perché anche quando vai davanti a un pubblico hai un po' di adrenalina, un po' di fifa, non è che vai al 100% sicuro. Però dobbiamo raccogliere tutte le forze per poter andare avanti. È difficile, devo essere sincera. Poi la danza si è fermata nel vero senso della parola, anche i grandi teatri si sono fermati, perché mentre i concertisti oppure i maestri d'orchestra possono anche lavorare a casa tranquillamente, più o meno tutti, un ballerino a casa può fare un decimo del lavoro che può fare in sala reale, quindi è un mantenimento un po' superfluo dei muscoli, ma non tecnicamente, tantomeno artisticamente. Sì, e immagino che manchi in un certo senso anche, e questo appunto vale anche per Costanza, manca il rapporto con il pubblico, cioè appunto dello spettacolo dal vivo, si diceva appunto come qualcosa che si fa insieme, e nel caso della danza proprio è necessariamente insieme sul palco ma anche insieme al pubblico. Insieme sul palco, insieme al pubblico, insieme ai colleghi, perché noi facciamo un lavoro individuale, però è sempre di riflesso a chi ti sta intorno, anche per uno stimolo. Cioè, tu vedi uno più bravo e ti carichi, hai bisogno della presenza delle persone, soprattutto brave, vicine, perché è un stimolo continuo, quotidiano. Poi noi siamo abituati a fare le stesse cose da quando abbiamo 10 anni, che è questa lezione che è una sbarra, centro e salti, per tutta la vita, finché non finisci di ballare. Cioè, è proprio il cibo del danzatore quotidiano. E questa cosa è prima di fare le prove per uno spettacolo, e ogni volta devi essere stimolato a stare lì, ad alzarti la mattina e fare questa lezione, perché senza quella non puoi fare il resto e non puoi mantenerti in un certo tipo di forma tecnicamente, soprattutto. E questa è la parte più difficile che manca, perché non avendo neanche lo stimolo di alzarti la mattina a casa è tosta, ecco. Quindi è tosta, sì, devo essere sincera. Secondo adesso ancora di più. E per quello dicevo, quando non va a me di fare la lezione o l'allenamento, è Alessandro che spinge, quando non va lui almeno ci compensiamo. Non immagino chi sta da solo, che se non gli va si siede e non si muove perché gli passa la voglia magari. Perché insomma il periodo è sicuramente un periodo molto complesso che sta lasciando dei segni non soltanto sul settore dello spettacolo dal vivo in senso economico, ma proprio anche a livello umano, umano soprattutto, sì. No, ma poi è una cosa che la nostra generazione, adesso io non so quante, forse sono la più grande di tutte e tre, ma la nostra generazione non ha affrontato, cioè non c'è una cosa che precede questo, non so. Quindi
penso che ne parleremo a vita e ne parleranno anche quando non ci saremo più. Adesso sto andando troppo, però è proprio un vissuto che lascerà i suoi segni. Magari i bimbi non si ricorderanno più di tanto perché sono più ingenui e spensierati e la cosa passerà, ma noi in questa età comunque lascerà dentro un qualcosa, ma ci riprenderemo, per carità, non è che... E la Bene. musica e l'arte sopravviverà anche a questo, ha avuto anche di peggio. Sì, abbiamo visto anche che in questa, nella parentesi, diciamo, estiva, lo diciamo anche Costanza prima dei concerti, quello che lo spettacolo dal vivo che è riuscito a ripartire ha incontrato un pubblico molto entusiasta e con un grande bisogno appunto di tornare alla bellezza, all'arte, alla cultura. Quindi speriamo di ritrovare, diciamo, questo tipo di sensazioni anche quando si ripartirà adesso, insomma, quando sarà. No, decisamente, è stato sicuramente appunto luglio-agosto, quando insomma, è ripartita un pochino la macchina della musica dal vivo, il pubblico aveva sicuramente molta voglia. Quindi per fortuna questo ha sfatato le previsioni di chi invece prevedeva un pubblico ancora più lontano, no, dalla musica classica dal vivo. Invece secondo me è stato sorprendentemente, ma vengono prenoti comunque un avvicinamento. Quindi si è visto anche poi nei festival estivi, c'è stata questa bellissima parentesi poi di musica fatta all'aperto, quindi anche con molte meno preoccupazioni e sicuramente la bella stagione ha permesso a una serie di realtà di organizzare il festival e di organizzare appunto anche delle rassegna all'aperto, e questo è stato sicuramente fondamentale. E il pubblico ha reagito molto bene, ha continuato a reagire bene fino alla fine e adesso insomma penso e spero che questa insomma, seconda ondata, e poi se ce ne dovessero malauguratamente essere delle altre, insomma, non allontani ma anzi faccia forse capire, no? A volte poi ci rendiamo conto dell'importanza di molte cose quando non le abbiamo più, allora speriamo che questa cosa valga anche, no, per la fruizione della musica dal vivo, ci auguriamo. Beh, sì, è un augurio condiviso, penso. Vorrei chiudere con un ricordo, diciamo, condiviso con Ambeta, che è già stata appunto ospite del circuito Earth l'ultima volta nel 2019 con un altro spettacolo con la Carmen. E volevo chiederti appunto che ricordo hai del pubblico friulano e del pubblico del nostro circuito, ecco. Ma allora Carmen di Amedeo Amodio, perché poi Sì, è un specifichiamolo. maestro, sì, no, ma è per eccellenza un maestro coreografo con il quale ha lavorato anche Massimo. Poi noi abbiamo tutto un giro che ci collega in un certo senso, Massimo Morricone, io, Alessandro, anche Amilcar, perché tutte e tre, anche Mike ha fatto questo Carmen, tra l'altro. Adesso mi sono resa conto. Comunque io spero più che il ricordo, io spero che ritorneranno a vedere questo spettacolo, visto che io ho avuto un bellissimo ricordo. Quindi quando noi ritorneremo di non avere un ricordo amaro, ecco, che non si presenti nessuno. Invece gli assicuriamo che c'è uno spettacolo bello, elegante, speciale, particolare, perché siamo pochi elementi, tutti validi nel suo. Il lavoro più grande ovviamente c'è la Costanza, perché è quella che non esce dal palco in nessun momento e suona dall'inizio alla fine senza stop, ha solo un stop, ma proprio poco, giusto per bere un po' di acqua. Esatto. Tra l'altro è un stop artistico, neanche una pausa dove esce e c'è una pausa di 10 minuti. Quindi non è uno spettacolo lungo, ma con brani meravigliosi, veramente meravigliosi. Adesso il repertorio classico ne offre tantissimi, ma questi sono scelti veramente con gusto. Passatemi questo modo di dire. E poi
E poi c'è poesia, c'è movimento, ovviamente la danza ha la sua magia e questo non mancherà. E ci saranno delle luci meravigliosi che li farà qualcuno sicuramente quando ci vedremo e a noi manca pochissimo in realtà, manca poco perché è quasi montato tutto, almeno da parte dei ballerini, però da qua mancherà un po' di lavoro e mancherà di metterci tutti insieme perché quello che c'è bisogno in questo momento è quello che non possiamo fare, è di metterci tutti insieme, avere quei giorni per poter essere più o meno pronti. E poi niente, mancano le date da riorganizzare, però ripeto Angela, più che un ricordo vorrei avere una bella sorpresa che sia il palco, la platea piena e la gente non abbia il timore, perché io questo ho un po' di paura, soprattutto per i spettacoli chiusi, perché anche noi abbiamo fatto quest'anno all'aperto, però eravamo all'aperto quindi la gente era meno spensierata, ma i spettacoli in teatro dentro spero che le persone non si intimoriscono, ecco. Ma da questo punto di vista possiamo anticiparvi, diciamo che il pubblico del nostro circuito, quando ci sono stati alcuni spettacoli appunto tra fine settembre e i primi di ottobre al chiuso, ha risposto con grande entusiasmo e con grande fiducia. Quindi una grande fiducia nel rispetto delle regole, nel distanziamento, appunto questa grande voglia di tornare a teatro si è tradotta in un ritorno a teatro concreto. Quindi io vi ringrazio molto, quindi grazie ad Ambiente Romani, a Costanza Principe e a tutto diciamo, lo staff di Prelude che appunto speriamo di vedere presto nei nostri teatri, e un ringraziamento va anche ad artisti associati di Walter Bramor che è l'ideatore del circuito danza del Friuli Venezia Giulia, che poi è confluito nel circuito ERT. Quindi concludiamo dandovi appuntamento a tutti voi che ci avete seguito alla prossima settimana con un nuovo appuntamento del Teatro a Casa Tua. Ancora grazie a tutti per averci seguiti e buona serata.